Secondo il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Daniele Stecco, affidare il mercato orticolo a SST e rendendolo totalmente pubblico, facendo decadere la parte privata, probabilmente non garantirebbe lo sviluppo positivo di un settore fondamentale per il presente e per il futuro dell'economia locale. Secondo Baldin, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, sembra che da Chioggia ormai stiano scappando tutti, l'università prima, il consorzio agricolo poi, solo per dirne alcune. Ciò a causa dell'inazione della giunta Armelao, afferma. Tali abbandoni possono solo significare che la città non è più attrattiva e ciò, secondo Stecco, è attribuibile solo all'attuale amministrazione. Ben altra aria sembrava respirarsi a pochi mesi dall'insediamento della giunta Armelao, periodo in cui lo stesso sindaco si esponeva a favore di Ortomercato del Veneto e in cui si parlava di centro cottura per le mense scolastiche che proprio avrebbe dovuto collocare qua presso il mercato orticolo di Brondolo la propria sede. Il comune non può pensare solo al turismo, affermano i due consiglieri, settore in cui tutta la città non può reggersi dimenticando l'agricoltura. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.